il mandorlo in fiore in corsia grazie ai bambini del mondo per portare folklore e allegria ai piccoli ricoverati. Sì, abbiamo visto appena esibirsi il gruppo del Messico per i bambini degenti qui al reparto pediatria, i bambini davvero emozionati, quasi con le lacrime, che guardavano questi costumi stupendi delle bambine messicane, dei sombrero dei bambini messicani. È stato veramente un momento emozionante per tutti. Il nostro festival ha sempre voluto da 23 anni iniziare appunto con queste esibizioni, sperando di portare un sorriso e di aiutare appunto i bambini a riprendersi dalle loro malattie. Infatti i bambini del mondo non è solo folklore, ma è solidarietà, è amore e soprattutto pace nel mondo. Assolutamente sì, in questo momento così difficile, questo mix di culture, queste tradizioni che si uniscono, questo danzare insieme, cantare insieme, è qualcosa davvero che tocca i nostri cuori. I bambini sono tutti pronti? I bambini sono tutti pronti, sono ancora qualcuno in arrivo, però siamo tutti pronti. Da domani si inizia, e poi naturalmente con gli spettacoli al Teatro Pirandello il premio Claudio Crescenzo. È un'iniziativa che ripetiamo da 23 anni, grazie alla collaborazione che abbiamo con Antonella Crapanzano, Luca Crescenzo e Giovanni Di Maio. I bambini del mondo, il Festival internazionale del folklore, inizia la sua attività settimanale proprio nel reparto di pediatria, ed è emozionante vedere questa collaborazione, questa solidarietà, questo affetto che hanno i bambini della Città del Messico, che sono venute stamane, con i nostri bambini degenti. La giornata è caratterizzata da balli, è caratterizzata da canti, e tutto questo in un clima che ricorda molto la pace, tanto necessaria nel nostro mondo, ma anche la solidarietà, l'affetto, il sorriso, cose che annualmente dovremmo avere e che invece in questi ultimi periodi sono minacciati da quelle notizie che ci arrivano da altre parti del mondo. Che dire, un momento storico per quanto riguarda questo reparto di pediatria, che come sempre riesce a legare la società civile alle istituzioni sanitarie. E poi, diciamolo chiaramente, lasciare da parte un po' le malattie, i pensieri, e sorridere fa bene anche a tutti. Sì, ti devo dire che quest'anno mi sono emozionato più degli altri anni, perché ho visto una bambina, o meglio una ragazzina, che ha pianto a vedere questi bambini che ballavano e che cantavano. Vuol dire che stava gustando con il suo cuore e con la sua mente quello che stava succedendo attorno a lei, cioè l'avere il bisogno di serenità che in questo momento magari non ha, perché è ricoverata e che quindi fa terapia e fa cure particolari. Una esperienza da proseguire? Sicuramente sì, è un'esperienza da proseguire. Ringrazio sempre la triade strategica che ci dà la possibilità di farlo. Oggi più che mai siamo vicini al territorio agrigentino, perché ne viviamo quelle che sono le vicissitudini della stessa città.